Allora siamo arrivati all'ultima relazione di oggi e tocca a Giulio Cesare Mammili, persona che conoscete tutti molto bene, credo, grande autore di commedie e non solo, il bonese Doc. Salve a tutti. Io vi avverto che non parlerò in sardo come ha fatto il professor Pisu. Potete dire ma mi troviri su sardo con lume da troviri, e quindi io parlerò in italiano, cercherò di essere anche breve, però qualcosa bisogna pur dirla. Allora, parliamo della poesia. Quali sono gli elementi fondamentali della poesia, le regole? La lingua innanzitutto. Se io voglio cantare in sardo, o conosco la lingua o non canto. La metrica, è importante la metrica. La sostanza, è importante quello che si dice. E la rima. Ci sono anche tanti poeti che scrivono a verso sciolto, dicono loro. Secondo me, è solo la mia opinione, la vera poesia è quella rimata, quella senza rima, sì, però somiglia molto più alla prosa che non alla poesia. Ma c'è un'altra cosa, secondo me, e per quell'altra cosa io intendo la profondità del verso. La profondità del verso non è l'estensione, quella fa parte della metrica, l'endecasillabo, l'otonario, il settenario, il senario. La profondità del verso è un'altra cosa, ed è la capacità del poeta bravo di esprimere più cose con una parola. Io vi faccio un esempio e cito un poeta italiano, anche questo aveva promesso prima al professor Pisu che non avrei citato poeti sardi proprio volutamente. Poeta italiano che cito io, uno che conoscete tutti. Perché mi viene in mente? Perché in questo periodo sto traducendo le poesie di Giovanni Pascoli, perciò mi è venuto in mente. Mi è venuto in mente con i suoi neologismi che sono entrati a far parte del diritto del vocabolario italiano. Ce ne sono tantissimi adesso, sono tutti neologismi creati da Giovanni Pascoli, ma uno in particolare della poesia più famosa, e parlo della cavalla storna, quando dice: o cavallina, cavallina storna, che portasti colui che non ritorna. Attenzione, allora questa cavalla storna di che colore è? È un colore che in tutte le bollette anagrafiche dei cavalli i veterinari scrivevano semplicemente colore baio bruciato. Quindi Giovanni Pascoli avrebbe potuto scrivere benissimo: o cavalla dal baio bruciato che portasti con chi non è tornato. Ecco, andava benissimo, c'era la metrica, c'era la rima, c'era anche la sostanza. Attenzione, siccome Giovanni Pascoli non era uno stupido, era un uomo che insegnava greco e latino, prima nelle scuole superiori, poi all'università ha insegnato. È un uomo che ha vinto per 13 volte consecutive un premio internazionale a Copenaghen, quindi la poesia non solo se l'aveva in tasca, ma la masticava. Lui si è inventato questa parola, questa rima storna, e l'ha estrapolato dal nome di un uccello, lo storno, perché è di quel colore. Lo storno è nero con delle macchioline, tante macchioline chiare. Corrisponde esattamente al colore del cavallo, baio bruciato. Lui solo che ha preso un sostantivo, storno, uccello storno, e ne ha fatto un aggettivo, cavallina storna che portasti colui che non ritorna. L'estensione sta proprio qui, perché se avesse detto colui che non è tornato, uno dice beh, non è tornato, magari torna domani, magari è andato da un'altra parte. No! Colui che non ritorna vuol dire tante cose, vuol dire uno che non è tornato, due che non ritorna, tre che non tornerà mai più. Questa è la profondità del verso. Ma lasciamo a parte Pascoli, parliamo dell'altra poesia. In tempi moderni, per ricordare un avvenimento, cosa succede? Succede che si fanno delle fotografie, si fa un filmato, anche delle registrazioni, adesso ci sono, ma in tempi antichi, per ricordare qualcosa di bello o anche di brutto, c'era il poeta bravo, che scriveva una poesia, secondo scienza e coscienza ovviamente, no? Altrimenti non saremmo neanche venuti a conoscenza di tutto quello che ha scritto Omero, non sappiamo neanche se è vero quello che ha scritto, però senza di lui non avremmo saputo niente.
anche se Troia pare che sia esistita in 7 posti diversi secondo le ricerche che hanno fatto gli archeologi, ma non ci interessa. Il tenore. Il termine cantare a tenore per noi non è come il tenore della musica lirica, è tutta un'altra cosa. Il termine cantare a tenore per noi significa cantare a tono, infatti si usa a dire anche in italiano rispondere a tono o rispondere a tenore, cioè essere intonato con la risposta che mi hanno fatto, cioè rispondere per le rime o rispondere a tenore è la stessa cosa, perché il canto a tenore è un'arte, perché esprime la capacità di trasformare la parola in musica. Ma l'uso più conosciuto del canto a tenore sappiamo tutti che è quello dell'accompagnamento durante le gare poetiche. Anche se qualche studioso sostiene che il canto a tenore abbia risentito dei canti gregoriani dovuti a Papa Gregorio, qualcun altro sostiene il contrario, cioè che sono i canti gregoriani che hanno risentito del canto a tenore. A noi non possiamo entrare nel merito, non sappiamo niente, noi siamo arrivati troppo tardi. No? Un'altra ipotesi sostiene per esempio che le voci del tenore sardo fossero in origine semplicemente dei suoni disarticolati emessi dai prigionieri, dai sardi in genere, per parlarsi tra di loro attraverso quel linguaggio codificato che si chiama suspu, dove chi non conosce il codice non può interpretare le parole. Ma resta il fatto comunque che l'uso più comune del canto a tenore è per l'accompagnamento della gara poetica. E quando vediamo il poeta, o in questo caso Saobe che rappresenta il poeta, a me sembra di vedere una scena teatrale, perché la gara poetica in effetti è una scena teatrale, a prescindere dal motivo per cui è nato il teatro greco, se veramente si trattasse di una celebrazione liturgica, di un rito religioso per cui entrava prima Ton Agon, il primo agonista, poi entrava il secondo, poi entrava il terzo e ognuno diceva la sua, e poi c'erano i famosi coreutti, no? Il coro, perché nel teatro greco il coro non può mancare mai, che accompagnava diciamo questi protagonisti del palco. Ma è assolutamente... Ecco, grazie. È indiscutibile che il tenore nella gara poetica svolga un ruolo assolutamente principale, importante, perché, ripeto, se la gara poetica è una scena teatrale, prendiamo per esempio il teatro, la commedia dell'arte, dove anche gli attori hanno soltanto un canovaccio, cioè hanno un argomento, tu devi fare la parte di quello, tu devi fare la parte di quell'altro che magari si arrabbia, o tu devi fare il paciere che mette pace fra i due litiganti. Ecco, ognuno ha un suo argomento, esattamente come nella gara poetica, dove si parla di esordio, si parla di tema, si parla di duina, si parla di moda, ahimè che non si canta più. E quindi la palma del modo di cantare sardo è sicuramente la poesia improvvisata, la gara poetica, dove è obbligatorio su cantatore e su tenore, saobe e su tenore. Perché la gara poetica è patrimonio delle società contadine delle aree mediterranee e si è conservato nei secoli, probabilmente, anche se ha avuto dei mutamenti, perché anche in Toscana c'è la gara poetica. Mi è capitato di seguire anche i poeti della Toscana che cantano in ottava rima come noi, ma non è la stessa cosa. Loro per esempio cantano, ognuno si prende un argomento per conto suo e va per quella strada e poi l'altro risponde e anche l'altro va per conto, cioè non si incontrano mai, sono come due rette parallele che non si incontreranno mai. La nostra gara poetica invece è una gara fatta di incontro, addirittura certe volte anche di scontro, dove a quello che si dice anticamente erano famosi i litigi tra parole Sasso e parole Tuccone, no? Perché magari ci scappava qualche offesa e poi rimanevano anche per dei mesi senza parlarsi e poi facevano la pace e si parlavano di nuovo. Questa è la vera gara poetica, la nostra, dove c'è appunto, è ammesso lo scontro, la provocazione. Se in una gara non c'è questa provocazione, questo scontro, non è una gara bella. Cioè, se ci rispettiamo a vicenda, che gara è? Non è più una competizione, perché il termine gara vuol dire competizione. Ma
per poesia intendiamo anche i scoccios, gli inni, sia come preghiera che come canto di vanto o di disprezzo. E poi ricordiamoci che nei nostri paesi c'era la vecchia abitudine, adesso è morta perché sono morti anche i poeti, non si sa mai, se giriamo i nostri paesi sono rarissimi. Io al Bono, se tolgo a Saverio come poeta, non ne rimangono altri. A un periodo il Bono ne contava una trentina, quarantina o cinquantina di persone che cantavano. Certo, cantavano in il Mangasinus, ma cantavano poesia sarda. E quindi c'era questa abitudine di porre canzone. Metteva la canzone a uno che magari aveva fatto una grossa fesseria, una grossa sciocchezza, e si metteva e si componeva questa canzone così per prenderlo in giro, e magari poi si cantava lungo le strade, i ragazzi la cantavano per prendere in giro questa persona che aveva fatto qualcosa di avventato per questo motivo. Ma a me mi interessa anche sottolineare la poesia come mezzo di diffusione popolare, come mezzo di avvolottai sa gente, cioè sobillare il popolo. E se parliamo di questo non possiamo dimenticarsi della Marsigliese 1789, no? Allos enfants de la patrie le jour de gloire est arrivé, cioè avanti enfants della patria, figli della patria, andiamo, muoviamoci perché è tempo di cacciare il re con tutto il suo seguito, anzi soprattutto il suo seguito. O Fratelli d'Italia, di colui del quale io porto umilmente il cognome, Goffredo Mameli, che lo chiamò il canto degli italiani. Ma Goffredo Mameli credeva veramente in quello che scriveva, non è che ha scritto stringiamoci a corte, siamo pronti alla morte per farlo cantare agli altri, perché lui si credeva davvero in quello che scriveva, tant'è vero che a 22 anni, pochi mesi dopo aver scritto il canto degli italiani, lui morì davvero. E tornando a Saverio, siccome Saverio Sordi, quando eravamo ragazzi, perché siamo più o meno coetanei, giocavamo a pallone. Sapete Saverio che ruolo faceva? Ve lo dico io, faceva il portiere Saverio. Oh, anche se vedendolo adesso non si direbbe, ed era anche bravo fra l'altro. Bene, tanto per restare in tema di reincarnazione, credo che dopo la morte Saverio non possa che reincarnarsi in un portiere, non certo in un poeta perché poeta lo adesso, quindi dopo la morte si reincarnerà in un portiere di calcio, però con una porta di calcio allargata, perché a Saverio non piacciono le sfide facili. Grazie. Bene, siamo addirittura d'arrivo. Io volevo chiedervi prima, mentre loro confabulano, Fabrizio, se ti puoi staccare un attimo, perché chiamo Fabrizio? Perché Fabrizio adesso canta con i tenori, ma ha avuto anche un passato rock, abbiamo avuto entrambi, no? Quindi ci conosciamo da tanti anni. Mentre Giulio parlava delle gare poetiche, mi è venuto in mente qualcosa che si fa ancora oggi negli Stati Uniti. Il rap in effetti ha ripreso, ovviamente sembra una cosa quasi blasfema da dire, fare il confronto, eppure un po' è quello che si fa molto spesso nelle strade, no? Le gare poetiche anche con delle offese reciproche. Confermi? Beh sì, certo, anche che poi sono appunto offese che giustamente è a livello sempre sportivo, quindi fondamentalmente poi il tutto, insomma, i concorrenti si riappacificano, quindi tranquillamente. Sì, chi ha visto il film 8 Mile di Eminem, insomma, ci sono tutti questi contest, come li chiamano loro, dove se ne danno di santa ragione, sempre verbalmente. Lì ovviamente è una cosa molto ritmata, meno melodica. Siete pronti? Siete pronti? Perfetto, allora cantano i tenori sdagliastra, però Saverio ci devi dire Giorgio, ce lo dice Giorgio cosa ci canta. E te vuoi da male, a buon capitano. Non c'è bisogno di spiegare. Spero di non buscare un padrone. E te vuoi da male, che a poi capitano, e dopo mandare mi vai sagina, e mi ci dieta tre le barde mucco, e a me minara che sto lo scajao, e te vuoi da male, che a poi
capitao. Mamma mamma mara, mamma mamma mara, mamma mamma Ite bubida maharaga pun capitao, e dopo mandata mi vai sul letto, e mi dove scialate dritto in dritto, e a me minara da che sto rosao, ite bubida maharaga pun capitao. mamma mamma mara, mamma mamma Ite bubide da mahalaga pun capitao, e dopo mandare a compora in un litruino, e si buffa su in cammino, e a me minara da germale misurao, ite bubide da mahalaga pun capitao. mamma mamma mara, mamma mamma Ite bubide da mahalaga pun capitao, e dopo mandata a compora in un ghino e vetta, e si va pada sabur panetta netta, e a me mi lascia da so suarrazigao, ite bubide da mahalaga pun capitao. mamma mamma mara, mamma mamma Mariana kun lugia mamma segretende pari sono, mamma che succede un infortunio, mamma a compare Anton Andrea in su letto con Maria si la posto vora uso, spaconende gusta buso, estendero capitao. S'importuno che succedió, che su palus sta reso, in sarmo la tesarrette, samuzere con fuette, samuzere con fuette, la colpa uso pallone, prima via che leone, uomo e senza marrania, samuzere con fuette, la colpa uso pallone. Prima via che il leone, uomo e senza marrania, uomo e senza marrania. Grazie. Tenore Svogliastra, tra l'altro non l'ho detto ma ve lo ricordo, chi non l'avesse già fatto può anche acquistare il CD che è in vendita qui all'ingresso. Tenore Svogliastra e Saverio Sodde ovviamente. Allora, eccellenza,
grazie per questa serata bella e ad alto, per questa serata bella e ad alto livello. Sono contento di avervi partecipato e ringrazio chi l'ha voluto, non lo so chi sia in questo momento, chi l'ha organizzata, tutti quanti, quindi sto ringraziando tutti, a cominciare dal conduttore, bravissimo, e per proseguire poi con questi tre, non possono chiamarvi professori. Professore, la sua relazione è ad altissimo livello. Professor Giulio Cesare Nameli, professor Piso, professor Ferreri. Le voci e l'arte che avete manifestato voi, i tenores. Tra l'altro elegantissimo anche questo vestito, questo accostamento armonioso tra il bianco e il nero e questo tipo di rosso, bellissimo. Magari aggiungendoci anche l'oro dei bottoncini che avete al collo. E poi tutti quanti voi che siete presenti. Ma perché siamo qui? Perché stiamo onorando un poeta, Enrico Saverio Sodde, ma onorando un poeta li onoriamo tutti, perché vedo che c'è anche qualche altro nel pubblico che fa poesia. E qui, ecco, è la gioia che provo nel cuore proprio di rendere omaggio ai poeti e alla poesia. Come vedo i poeti? Ma li vedo molto in alto, che hanno quella capacità di captare tutte le voci che vengono dal mistero del cosmo, dal mistero dell'umanità. Il poeta non è solo uno che dice e che canta, ma è uno che è dentro un canto. Saverio Sodde, sei così tu. E lì è il mistero del poeta. Che cosa Abonugoro l'urrezzo e l'offelzo
a tutta canta gusta gente amica e pro cantare già la rasa belzo dende motivo vina ogni riga sempre vide le assa tradizione come te la sorma nostra mandata con rispetto profondo e passione si stelle le busse poca passata soddisfazione con una cantata e ballata La musica può essere tante cose, si dice che la musica sia matematica, sia poesia ovviamente, può essere letteratura, può essere anche pittura perché si parla dei colori della musica, no? Si parla anche, per esempio, di filosofia nella musica. Può esistere la filosofia nella musica? È quello che chiedo a Don Ignazio Ferreri. Questa va chiesta una... Le reggo il microfono, forse una relazione sulla musica e la filosofia e dovrete sorbirvela. Cominciando così. È bellissima! È il bello della diretta questo. Lui, non io. Dunque, la musica e la filosofia, sebbene in modi differenti, possiedono una certa comunanza nel fine che vogliono raggiungere. La filosofia infatti è il desiderio profondo che ogni uomo nutre per la conoscenza della verità. Aristotele stesso, proprio all'inizio della metafisica, sostiene che tutti gli uomini per natura desiderano conoscere chiaramente la verità. La musica, al dire dello stesso filosofo, pensate al termine della trattazione sulla politica, è l'attività più liberale e nobile per applicarsi pedagogicamente al giusto godimento delle attività al fine di conoscere meglio la verità e il senso della vita. Per quanto riguarda la musica, non è semplice intendere quanto Aristotele vuole significare. Egli parla della necessità di un riposo dalle fatiche fisiche, paragonandolo al gioco. Non certo però come divertimento banalmente inteso. Il riferimento al gioco è di ordine sanitario. Bisogna attendere il momento propizio per praticarlo ed introdurlo come una medicina. Sanitario inoltre in ordine a ciò che oggi comunemente intendiamo con igiene mentale, il movimento dell'anima che si va giocando dà sollievo e procurando piacere e un riposo. In questa affermazione vengono combinate due realtà che per se stesse sarebbero distinte: il gioco in ordine al movimento dell'anima è chiaro che procura sollievo, ma perché per Aristotele è assurdo che uno giochi al fine di giocare, questo lo stanca chiaramente, esso è sì un riposo, ma semplicemente dalle fatiche fisiche. Il movimento dell'anima che procura piacere è un'operazione secondo perfetta virtù, vale a dire la felicità, perciò essa è riposo. La musica dunque è come un giocare, nel senso che contemporaneamente ci solleva dalle fatiche fisiche e pari l'azione ci conduce ad un'operazione secondo virtù perfetta. Saltiamo perché è pericoloso qua. Insomma, Aristotele ci dice che innanzitutto la musica fa bene alla mente e quindi anche all'anima. E quindi sto cercando, vorrei saltare così. La
filosofia normalmente segue questo percorso: si parte dallo studio della logica al fine di comprendere tutto ciò che incontriamo nella natura, sia essa biologica, fisica o spirituale. Dalla giusta comprensione della natura si intraprende il cammino della intuizione di ciò che vi è al di sopra della natura, vale a dire il sovrannaturale, il divino. Ma l'immergersi nel divino implica una purificazione di se stessi che si esercita nell'ambito della virtù, vale a dire la morale. Il comportamento virtuoso e corretto deve però essere inserito all'interno della comunità nella quale si vive. Perciò tutta l'attività etica o morale confluisce nella politica, che sempre Aristotele definisce scienza architettonica, cioè attività prima che governa tutte le altre pratiche umane. Ora è estremamente emblematico che nell'ultimo libro della politica Aristotele sostiene che si debba trattare dell'educazione, in quanto questa presuppone la giusta impostazione di ogni attività umana. L'educazione viene ricondotta a 4 attività: leggere e scrivere, 1, fare di conto, 2, ginnastica, nel senso di mens sana in corpore sano, e QQ, la musica. E quello che è strano è che in tutto l'8° libro della politica di Aristotele si parla solo di musica. Di fatto si parla solo dello studio della musica, in quanto questa, occupandosi di armonia e di ritmo, è quella che armonizza e dà senso a tutte le altre attività. Ecco perché la musica è come la sorella della filosofia. Nel canto autentico e composto si libera il cuore dalle fatiche umane per accogliere la luce del significato profondo dell'esistenza e del senso di ciascuno di noi nella storia. Il modo di cantare soggiace sempre ad una narrazione esaltata poeticamente. Lo stesso Cicerone ebbe a dire che nello stesso parlare si nasconde un misterioso canto. Estautem etiam indicendo quidem cantus obscurior. Mi pare che sia questa la peculiarità del canto a tenores, particolarmente del poeta Saverio Sodde, di cui stiamo presentando nel lavoro. L'espressione è data dal fraseggio con il quale un determinato racconto viene narrato ed esaltato in canto. E passo a... Sa cultura e sos versos tutto impara e l'imbalzo poetico su molto. L'apprendimento culturale viene proposto in versi poetici attraverso un linguaggio nel quale il motto, cioè l'espressione musicale, si limita a un fraseggio semplice, autentico e ordinato, tanto semplice da dover essere quasi fiorito dall'intercalare continuo dei tenores, e quasi come il corifeo della poetica greca aveva il compito di mediare la narrazione di una tragedia che doveva volgere ad insegnamento. Nella poetica di Aristotele il punto nodale è dato dal risvolto per il quale un fatto tragico si svela nello scioglimento. Sempre fedele a questa tradizione, non semplicemente per una presa di principio, ma mi si permetta, sono sacerdote e sono felicemente sacerdote e ne ringrazio il mio vescovo. Cristo stesso, nell'attimo più cruciale della sua vita, dall'alto della croce, tradidit spiritum, consegnò, tramandò lo spirito. Con questo intendo una fedeltà ad una consegna spirituale della storia, tramandata dalla linearità di un racconto espresso nel canto. Come la tua natura, seguendo cioè le affinità con cui la natura stessa fa incontrare i nostri sentimenti. Concetto chiarissimo a Goethe nello splendido romanzo Affinità elettive, memore probabilmente dell'opera platonica sul convivio. Su Arrieri, che sovrano cadivorrò dalla saronca viduda. Se dunque la natura tende a congiungere, l'uomo d'altra parte cerca di distinguere e di ragionare sull'esperienza propria. E vorrei concludere con questa poesia che mi ha colpito veramente tanto. Allude al potere vaticano, allude al potere dell'impero romano. Sa sicurezza regna illusoria. Quanto è felice nella sua crudezza questa espressione. Le sicurezze, le speranze, le promesse dei poteri forti, degli imperi, di tutte le espressioni politiche mondiali di tutti i tempi
hanno regnato nella grande illusione espressa sovente nella tirannide. Come ne vediamo oggi l'attualità? Volgendo semplicemente lo sguardo al sistema del governo europeo, ci accorgiamo di come non ci sia più un sistema politico, ma un sistema economico. La scienza politica, che dovrebbe essere appunto architettonica, sovrana, si è trasformata in una serva dell'economia, di un'economia che inoltre batte moneta falsa. Il danno è enorme. La sovranità del bene comune ha consegnato il potere alla Banca Centrale Europea. Ma le monete, proprio quando assumono il potere e sovrastano lo spirito dell'uomo libero e moderno, regnano davvero nell'illusione. La speranza e l'attesa appaiono ancora nel canto che Saverio ci dona. Scusate, non possiamo essere pusillanimi, cioè occorre necessariamente e a tutti i costi sperare, giacché sempre al dire di Aristotele, sentite che bello, il cuore dell'uomo non batte solo per ventilare i polmoni, ma per la speranza e nell'attesa di qualcosa che deve accadere. La speranza e l'attesa appaiono ancora nel canto che Saverio ci dona nel lavoro che stiamo presentando. A pregare mi pongo in custosito, Christos custos castiga e presto dorme. Se ho capito bene. Sì. Caso umano consorzio, questo relitto commente che sia Sodoma e Gomorra. E quindi chiudo così. A pregare mi pongo in custosito, Christos custos castiga e presto dorme. Non è tanto il castigo, anche se giusta pena, che colpisce il melodico fraseggio del poeta. Questo sito, questo luogo in cui si sono accampati questi sistemi malvagi, perversi, divengono quasi il luogo esatto in cui piegare le ginocchia ed elevare una preghiera. Christu presto dorma. Si tratta precisamente delle stesse parole con le quali le scritture sacre chiudono tutta la speranza della salvezza. Proprio al termine dell'Apocalisse, l'ultimo libro della Bibbia, la sposa dice allo sposo: vieni, vieni Signore Gesù. Amen. Saverio, cosa ci cantate adesso? Allora, è stata ottima la relazione di Ignazio, ha colpito, si è studiato bene il CD, se l'ha studiata bene. Però io sdrammatizzo in filosofia, c'è una bella poesia che dice pensamento socratico. E tanto cantiamo questo pensamento socratico, queste binasa a non spiegare in giro tra noi e tutto, ecco, tra un mese e tutto, proviamo a cantare questo. Da un uso cratico contado chi che razzos storica venale come intende sarcaico volado chi reincarna de subito torra sa forma e vi ira in animale custus e Greta Marco con Pedrito quando arriva Giovanni con Luiso Peppa Antonio e Francisco Bortellito Marcus ho deciso, devo spiegare con amore si varrà desascolto sovreciso. Pedro il minore nasce d'una storia e o caso pesante un elefante. E Antonio un antilope vigore. Giovanni un leone che regnante.
elegante ed è Onna Francisco con puntiglia in cane di puoi animare mi vromo ma zirna gasta e me famiglia Marco dotto a sommo, caro Francisco giusto chi di nomine. Ma due animali l'use scomo, candasanna scherdeve, mascheromine. Prego, sapete, se fai pure Ja, adesso ora come de pari de cantori questo de suo tenore usiamo questa lei. Usiamo questa lei è un'opera scritta da Emela anno fa e si intendia andiamo a visitare questa fontana su Selene questa muida come arrivai alla sabba che torrai alla sanima in paghe s'andai un pensamento male e si torrai alla sanima in paghe. Beh, sa filosofia, beh, sì, attraverso sabbia da fontana. Ora lo canta fa superiore per me. Dai sultano granito colossale, accostavo e santighe di gombroso, come terminare in suo riposo, sento sennita tua naturale.
Buonasera a tutti e grazie di essere venuti, grazie in particolare perché siete stati dei coraggiosi quest'oggi col vento che sta tirando. È bello vedervi qui. Una serata dedicata alla poesia in musica. Abbiamo cominciato con la musica, con le Launedas di Alessandro Podda, che merita un altro applauso secondo me. E poi parleremo, come detto, di poesia tradizionale sarda, di musica tradizionale sarda con degli esperti
e con il tenore D'Ogliastra che presenta il nuovo disco che si chiama Cantos a Poesia, con un lunghissimo sottotitolo Romanticos Fiores dell'Iconia, e poi ci diranno loro il motivo di questo sottotitolo. E i tenori che hanno fatto questo disco con il poeta Saverio Sodde. Io vorrei cominciare col innanzitutto invitare i relatori di questa sera, Don Ignazio Ferreri, Giulio Cesare Mameli e poi il dottor Fernando Pisu, qui. Nel frattempo io vorrei anche invitare sul palco per un saluto i sindaci di Lanusei e di Ilbono, Davide Ferreli e Andrea Pirotti. Oggi c'è un vero e proprio gemellaggio tra questi due paesi, più che cugini, più che fratelli, diciamo ormai. Andrea, un piacere vedere un poeta che è del tuo paese, che si è legato artisticamente con un coro che invece viene dal nostro, perché siamo tutti e due del nostro. Sì, buonasera, è un grande piacere per me essere qua con voi. Non potevo mancare all'invito del carissimo amico Saverio Sodde, quindi per me è veramente un piacere essere qua, soprattutto per lui, e mi fa piacere essere qua in compagnia con un sindaco amico. Grazie. Potevi anche passare il microfono direttamente a Davide, questa staffetta. Buonasera a tutti, grazie Andrea per le belle parole. Sì, due paesi, Lanusei e Ilbono, vicini sotto tanti punti di vista, e oggi c'è un incontro di un poeta con un gruppo a tenore che hanno sviluppato un lavoro insieme, e questo è un segnale in tempi di difficoltà, è un segnale bello perché alimenta la tradizione, alimenta la musica, alimenta la poesia, e questo ovviamente ci fa piacere. Ci farà piacere sentire appunto questo lavoro, e io credo che è più di 25 anni mi pare che i tenores D'Ogliastra lavorano. Penso che possano continuare ad andare avanti molto bene, anche perché il ricambio nei cantanti si è visto, ci sono giovani che stanno portando avanti questa bella modalità di canto, per cui credo che per un paese come Lanusei, per un paese come Ilbono e per l'Ogliastra intera possa essere comunque un modo di esprimersi, un modo di fare cultura. Buon ascolto a tutti e grazie. Grazie a Davide Ferreri e Andrea Pirotti. Adesso veniamo ai protagonisti che insieme a Saverio Sodde saranno qui stasera. Il gruppo Tenore D'Ogliastra, che si compone di 6 elementi, 4 effettivi e 2 supplenti. Io mi sono appuntato i loro nomi e li leggo. Sono Giorgio Usai, Matteo Deiana, Fabrizio Loddo e Stefano Carta, i titolari, diciamo così, mentre i supplenti sono Pietro Secci, che però è anche uno dei fondatori, e Ilario Fois. Come diceva Davide, sono in attività da tanto tempo, sono nati nel 1987 e operano con il proposito di tenere viva una tipica e antica espressione canora della Sardegna. Ad oggi il gruppo ha proposto il suo repertorio in tantissimi posti, ne cito alcuni: Gravina di Puglia, in provincia di Bari, a Latiano in provincia di Brindisi, alla Sagra del Redentore di Nuoro, e poi a Saruleme, a Nassardo, a Pozzomaggiore, Iglesias, insomma tantissime località. E quindi a questo punto non mi resta che presentarli, i Tenores D'Ogliastra. Fabrizio, Stefano, Giorgio e Matteo e Saverio Sodde. Allora, a questo punto, Saverio, io ti considero oggi, almeno per anzianità, non so chi è più, non si dice la età, scherziamo, il portavoce del gruppo. Facciamo pari o dispari? Fate prima un canto o partiamo con una relazione? Partire con la relazione del dottor Fernando Pisu, che ci presenta bene e ci dice che cos'è il sardo almeno. Benissimo, allora la parola al dottor Fernando Pisu. Per me è un onore a fuori de poesia improvvisata e de canto.
che quando si sposano queste due cose, queste due arti, è più facile che i giovani pongano riga, tengano amore, accostino a questa tradizione cosa nostra. È importante che passiamo su testimonio a figlio nostro, a nipoti nostri, poiché questa cultura nostra, sa lingua, sa poesia e su canto, a pari dei gusti per noi, pongano a reginisi e questa matta che è questa cultura nostra, non dica sciarrocchi manco questo ento che ti rendi a riservare ioi. Che una nazione che ne lingua moridi, commenta una matta che ne reginisi, moridi. A un popolo, a una nazione di poter piegare sul traballo, di poter piegare chi di la sa lingua non moridi come popolo e come nazione. Quando prima su suonatore Launedda ad intonare mi ha fatto ricordare una poesia di Montanaro, Antioco Casula, d'Esolo. Io dedicavo appunto a suonatore Launedda e narrava Montanaro. Canno pro qualche festa ventomata e su suonatore Launedda sitte gioia in donzi contonara. Tutto sas nostre menso giovanellas accudini a sa spiazza più smannas con sa strizzas, lugentes e nieddas. Onzi pizzina mira samorado e fin sacchelo salsa su riuera ad onzi colpo de vasso dorado. E sigili Montanaro, su suonatore Launeddas. Ma Savelio e venio ad uomo se recordavo di un amico di Diora e mi va d'onore di loro grazia, poeta un settimese, ma chi anda a Tonara, chi anda a Sarcidano, chi anda a Nuracchi, a Capoterra, a Brucei, in vita mia, povaita, poi hai una mano aggiunto a una che si identità di nostra, che è s'anima nostra, che è sa cultura nostra. E chi pone da confronto i sermoni di Papai Gaggio, di Berchida, con sa rettori secchi di un'edda accanto di Monsignor Pisello, di Selega, molto interrà in vita mia, chi viene i sermoni in sardo, con Giovanni Cadetto che tiene 92 anni, che viene i sermoni in sardo, e da tengo 24 di sermoni di sa rettori secchi. Chi pone da confronto sa campana di sa Grecia, dei notai, dei dotti, con sa campana dei poeti popolari, dei cantus a tenores, per sa canta sa sofferenza, sa vita del suo popolo, con un frasario più rustico e più semplice, di una scuola itinerante, una scuola impropria, però fin a 70-80 anni fa fu l'unica scuola che i sardi conosciano, che stimanta e rispettanta sa canzone dei sermoni, dei predicas, sa lingua dei sermoni e dei predicas, sa lingua dei poeti popolari, dei poeti improvvisatori. Un altro umano a Raimondo Pilas di Villanova Monteleone nasce un su 5 del secolo passato. Narendi umilmente con una sestina non accappa sottava, poi tengono sempre manca aggiungi due rime all'ovata, le rime baciate di chiusura. S'improvvisare, s'improvvisare non fare di storia, fare di lineare un momento, calchi appassionato e da lento, che in parte di ripeti da memoria, in horas di allegria o baldoria, ma sa mensus che ora consuento. E non accappa sottava, da serra con una sestina. Ma voi, avete che già è accappato su quadro, due è tutto. Un umano che narra che ha avuto una cosa vitica, non fa che di storia, se no a Raimondo ti sei sbagliato, padrona mia ti sei sbagliato. Se poesia improvvisata di lui e da Peppe Giorgio, a Sucali, Saverio, di Pica Sotraggio, circa di seguire spassos, ha cominciato dopo anni e mezzo che fu già i cantanti a fare susattilo con suo Peppe Giorgio. E appena da puntendo mi ha regolato subito a suo Peppe Giorgio, che vuol dire
uno grande studioso della cultura classica, uno grande religioso, altros umanos tenendo più attenzione alla filosofia, altri tenendo più attenzione a fotografare sulle pianta, e isso mi mente in ara questo funti stesso sì, ma isto mio e fai ti rende l'onore Saverio. Oramai dovuto se cresce, se manno e se conosco tutta Sardegna e non solo, e sicché andai su maestro mio e sull'ali stesso sudani, ti rende l'onore. Commenti fai piacere intendo, uno anziano nendi, sei contento che i grasi un nevole mio, uno figlio mio, sigada e poi da in avanti questa tradizione nostra. Su canto, il launella, sa chitarra, ma babbai in mano, paesano del Monsignor Pisetto, o d'oro a città della Portasa, sul Monsignore de Posatros, e con il generale Musino di Diesi, quando in questa ora terribile della prima guerra mondiale, della guerra manna, del 15-18, teniente bisogno di formare questa brigata Sassari, unendo i 151 e 151 reggimenti. E non tenevano i dati disponibili, se canto conti in dopo un solo periodo, canto conti in ospedali, se canto da mancano idea. Ma feo passai, feo girai accanto dei ospedali, in città, sono lavoro launella, feo cantai, su canta tenore, di sienta, con i scambas a baccetto, su gessadas, con su sanguini, prangendi, e si presentanta. Ecco s'effetto, sa magia su canto, su solo della unella, di vai torrai in motto a Bios. Poeta comunente prima con Giulio Cesare Mameli. Sei un missionario laico, per la cultura e per la lingua nostra. Isso fende una vaina con più di 44.000 lemmas vocabulos. Ma prima che prosenta, poi mi sappo, deo con netta mia, che non fu etta come le mia, su sagro, sa lingua lati, è difficile da trasmetti. Su sono saporetti casi vetrini, i scantadori, su canta tenore, la senda banda, sa polemica che c'è stati a 40-50 anni fa, piccio del suo scoro polifonico, e Giuseppe Rubano che ha tenuto un ruolo importante, se stati accanto a Parecchi tempi, il sicuro ha fatto una vaga polemica, in modo però ormai è storia, su canto polifonico fa parte della cultura nostra, certo su canto tenore è mera più antico, e rispettavo sul messaggio, e commenti le varianti linguistiche, Deus o mala convinci. Non renesci mi convinci che, essendo nascere di un giardino florio con tanti floresi, mi ho ti convinci che ci ho una lingua scelta. Così che questo giardino che devo potete sta sorte di conoscere con 4 o 5 floresi, su campidanese, sul logodorese, su tabacchino, su catalano di Alghero, che comprendo per lo spago, ma uno vago lo comprendo, su capesoseso lo comprendo tutto e lo scrivo puro. E per bello un giardino con 4 o 5 floresi. E poi ti mi ti convinci e la sai uno scetti. E poi te non rineneu pazienza sa lingua nostra. Commenti da attento Manzoni che Sabaina li ha già accappata su 27 e da tornare scritti su 40, su 1840. Ponai sa dignità della lingua del suo popolo a italiano. E noi non dobbiamo tenere pazienza e cercavo con una TZ o una doppia T o una doppia CE o doppia C no. Ma lì dobbiamo tenere amore e pazienza sa lingua nostra. E lì dobbiamo suonare i tempi, che basta da 10 o 20 o 50 o un secolo. Ogni lingua, mudala, aggiungi di pedri fueddos, diacronicamente una lingua si trasforma. Lì dobbiamo tenere pazienza e rispetto. E non ci dobbiamo usare lui così. Ma è capitato di andare in luogo d'oro e si comprende, basta da si comprende a pari. Quando non si comprende a pari, è poeta che non si comprende a pari. Quando fai la doppia lingua pure, tutta una lingua, ma è poeta che non si comprende a pari. È così che non dobbiamo accettare il suo gusto, dobbiamo tenere pazienza e amore.
chi so venire troppo a lungo, chi serve di torre intervene a pustisi, però moi, su disigio mio puro, esti che ora dovrà intendi dal vivo, in su CD da Puntello Parigi Portasa, esti un dolore a intendi sa sensibilità di che attento tuo padre Massimiliano Colpo, ma se non lo fai un applauso a sapere e a gusto santo, sa sensibilità di un numero 6.670, questo numero, sa sensibilità di, ma toccava su cuore quando era Punteglio, però per fortuna desi intreverà bene, desi a misturare bene per non fare calare l'ambrica, sa chi nascurtana. Poteva non ci dite per essere un momento si deve fare pensare, certo, ma si deve donare energia pure, si deve donare coraggio per affrontare il sacrificio della vita. E data alleggerio, con brani più leggeri, con brani più all'irgoso, con brani e con riflessione, se penso a Mreciani era il nostro, Mazzone, sa bribantesima di questi animali chi cintra da su di acqua con un trunchetto l'inna onde su unici di ticco andano e poi molla su trunchetto e che in una barca su Mreciani si è liberato dai suoi unici. Bravo Saverio, complimenti. E in plus di Lucia che conta da sconto con Marianna e con Lucia e questo pure è una cosa lirga chi serve di non tutto essa bellezza dei sereni. Questa si non lo intendi, che è una bandiera, una parte della natura più bella della Sardegna, della terra nostra. Cantai su violesi, ma per piacere questo ve mi lo intendi. Voi moi, grazie e la sausaici. Grazie Arnaldo Pisu. Allora, Saverio, migliore presentazione non poteva esserci, mi sembra. Sì, cosa ci fai? Abbiamo questa serata anche un riferimento a Sardegna tutta, chi non sa schidadinde, che tutti sono drominde e non vanno più a poetica. E questo è un segnale di dare un auspicio a questa gente se torna un'opera che è basata. E da voi abbiamo un sometto che non ha dato esalto e quindi sempre esaudito di salima nostra. Grazie. Sardegna nostra gara allattato devi andare molto che poeta d'amento su connotto a savestare su uscita sa gara sa cultura e sol verso sto tu impara l'invazzo voi e ti cusumo tu sublime della salda e gusta musa e storaghi di schi desichinusa Facciamo risalire il tenore Ogliastra. Il primo brano in collaborazione con il poeta Saverio Sode. Buonasera. Ok, lascio a voi la scena. Buon ascolto. Calliope famosa Cuntaria a Pindarugo e ti cudadono
giusti sulla mia ed ho vos trasmitto in poesia sa musica leosanna e gussusono sopra al cubum fraterna stima crudo e che fizzo zastrino bo saludo in suval cu valente zagadrea con patto servo suo puro amico devo ringraziare me st'obbligo a tenore sunto ottasa platea affiniti ade gusto di sea impernia dai in su verso antico e proseguinde d'ogni sardo intrigo d'este stimon zasa saldigna intrea soju e suju premu refelza su dentro futuro di adattesto e si strada e su che musica belza ascoltatore scusate resto pregate dottus che Deo lugenza da saverare gusto sogno resto ringraziende tanta riverenzia buona vesta e buona permanenza Salutiamo il poeta Saverio Sode. Canto brutti, amico sfortunato, è pronto a alleviare in un minuto suo dolore, non pranga su tutto. Rosso mare di no, merita scienza e so che ne passano annos, due anni da poi su viaggio, si scume cosina, sa che tanno. Santa Caterina, tutto riempito in un pallone, portere coro anca. Forte.
con sa meghina, guardano che uno. Scontra questo male vero, dammi sa mano forza amico mio, dammi sa mano forza frate mio. Grazie. Giusto due parole a riguardo di questa canzone che abbiamo appena cantato. È una canzone che ha scritto il poeta Giuseppe Rubano del Gosolo ed è stata incisa nel CD che poi uscirà, penso, spero a breve, forse con un quotidiano, mi pare che sembra l'Unione Sarda. Ed è una canzone che praticamente parla, diciamo, di una situazione un po' particolare, perché parla di questo signore che ha la sclerosi multipla e tra l'altro è proprio amico del poeta e il poeta lo sta rincuorando con queste parole. Quindi volevamo dedicarla a tutti coloro che purtroppo sono un po' sfortunati da questo punto di vista, sperando che comunque passano delle buone feste anche loro. Adesso invece faremo un'altra canzone, un altro brano ed è un ballo. Oh giovane da notte nel mare, quando cade pomposa di pone. Giovanetto giovane, giovanetta non te ne rivale. Giovanetto, giovanetta, oh giovanetta non te ne rivale. Scando carane, scando carane, scando carane, che cosa ti pone, si ballottare, si ballottare, si concessione, il festino sei, festino sei per conoscere, oh giovanetto, 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 che quando quello te canto io, quello te male, peccato tai, peccato storie, concuso spara naturale, che va che do, tu diva che torna, arriva che torna mi guarda per dire te, mentre troppo attraente, troppo attraente, sei una pagina, despacimante, despacimante, quello le canto io, quello le male, peccato che ti con cuso strano, ti fa che do,
Grazie mille ancora ai tenori.